Juste in quel trat di timp, al capità che Antioch al tornar svergognat des tieres de Persie. Di fat, agli relati intessitat che dis in Persepoli, e al veve cerù di rafà la robe dal templi e di tibia la città stesse, ma la int invelegnade si era parade con lis armis e l'uveve scorsat, pa la quale Antioch, fat cori de int, alveve scognut cessà squarnat. Biel cagliere des bandis di Ecbatane, i rivala gnove dice che ieri è capitata a Nicanor e agli oms di Timoteo. Infogà di rabbie, al voleve sfogarsi su Giudeos, anche per umiliazione che aveven date che lo aveven fat cori. Si che dunque, ide orden al cucchiar, di fa la strada scorianti chiavai cence padin, ma pasore di lui, agliere già ormai prontate gli udissi dal ciel, parce che in te sua superbia aveva dit, appena costarai rivat, o fasarai di Gerusalemme un cimitieri di Giudeos. Ma il Signor calviò dot, il Dio di Israele, lo pestà con tune plae che non si vio debile e che non si rivave a vorile. E di fat, neanche finì di di che stes robes, i capità un trement mal di panse, con doloron stai budiei di non rivasse a portaio. Aglieremo propit quel che si mertave, lui calveve l'ambicati budiei di che altris, con tutte le torturis possibilis e pui stranis. Ma lui, de so crudeltat, non si rendei stes no, che ansit, ancimò plui chiamà di roganse, e tufanti il fug de sorabbie e quintri da Giudeos, al comandà di cori ancimò plui svelt. In queste corse di stiadenade, i capità però di colaiù al chiar, e con la brutte colade si macolà pardotti il quarp. Quel che un lampe prime si illudeve di comandaura li sondes dal mar, con la pretese di essi plui che non omp, e di pesar sulla staderie gli spiccis des mons, come sgurlat partiere, lo portava in contune portantine, diventant parduc un spieli stralusint de potenze di Dio. Il quarp di che nomenat, agliere di fat fodrà di viers, e biel cagliere anche mo invite li sos tiars a colaven a tox fra dolorons e gemis, che anche l'esercit agliere ingomea de so pucce e de so materie. E così, quel che un lam prima crodeve di tocchiare gli stelles dal ciel, come nessun non arrivava a sopportarlo per pucce orrende che faceva specie. In che volte allora, mal ridusut in quel sistema, al cominciare a sbassare la colme de sue superbie e a tornare alla savietà per vie dal flagel di Dio e dai torments che lo lambicavano di un continuo. Non arrivava più neanche lui a sopportare la soppucce al disè, alle just sottomettersi a Dio e non pratindi di mettersi a par di lui quanche si è int destinate a morire. Sì che dunque che l'uomo senza religione al scominciare a vodarsi a di quel paron che già ormai non vares vude più remissione di lui e al diseve, che al vares dichiarate libere che città sante, che si era diretto di buride quintri di ie per splanale e per fantum cimitieri, che al vares vuolivat cui atenies doci giudeos, che prime non aveva stimato degns neanche di una sepoltura, ma dome di buttaio in past alle bestie salvadis insieme coi lor frus. Calvares fornit cui plui biei regai di avot che il san templi, che prima lui lo aveva dispoiat, e Calvares tornat con la prionte tutto il forniment sant, e Calvares provvedut a spese sus alle stasses destinate per i sacrificis. E in sore pui, che si sares fat giudeo, e calvares battut d'ogni país per contare la potenza di Dio. Stan però che i dolors non cambiavano la fe, perché che gli udissi giusti di Dio agli era plombat per sore di lui, disperando di sé,
ur scrive a Giudeos la lettera che riportin chi sot, a mo di suppliche, così componude. A Giudeos, cittadins, che non sinchiate di compagns, il re e comandante Antioch, ur augure tante salut, bondanze e fortune. Se voatres insieme coi vostris fis o seis in buona salut, e se i vostris da fas us van ben come cobramais, io, quai dute la mia speranza tal cil, mi impensi con affiet de vostre stime e dal ben che mi veis volut. Tornante in daur destieres de Persie, e chiatanmi tu ne malattie che non rivi a sapportale, o hai credut ben di pensare a di che sicurezze che nus riguarda duc. Se ben che io non disperi di smes condizions, che ansit o hai buone speranze di scapolare di questa infermità, pensando che anche mio pari, ogni volta che partive per qualche spedizione testiere se tramontane, annomenave quel calvares budici a passo quest, perché se fos capitato al che non si spietavisi, o se fos rivade la nove di un alc di brut, la indetiere non si rivoltassin savin cemut che erin state sistemate gis robis. E pensant anche che res d'ogni di noi e confinans con nestri ream, aspien il moment bon e aspietin dome l'occasione, o hai destinat come re mio figlio Antioch, che già più di una volta, quando levi sugli stieri di tramontane, us lei dati in consegne e raccomandat a tanti di voaltris. Anche a lui gli hai mandato questa lettera cocciatai schi. Us raccomandi dunque e us prei che in pensansi dal ben vut, tutti insieme e un per un, ognuno di voaltris al mantegni ai miei confronti e ai confronti di mio fe la fied di sempre. O soi sicuro che lui si comporterà con voaltris con affiet e con umanità, come che gli hai raccomandato. Sì che dunque che il sassin e blestemador, patendo gli spenes più tremendis, come che urveve fate spatì a di che gli altris, al finì così la sua vita, un mut vergognoso, intiere foreste, venti supes mons. Filippo, che gli era stato suo compagno fin di frutto in su, al trasportare il suo corpo, ma per porre dal figlio di Antioch, si ritira in Egitto, corretto lo mio Filometer.